Il comune di Agrigento, in occasione della prossima festa del mandorlo in fiore che si svolgerà dal 9 marzo al 17 marzo, considerato l'atto di indirizzo dell'amministrazione dello scorso 8 gennaio, comunica l'avvio delle procedure per la realizzazione della Fiera del Mandorlo in Fiore 2024, con al quale sono state individuate le aree seguenti. Al Viale della Vittoria si potranno installare banchi di vendita di prodotti artigianali, alimentari, artigianali, non alimentari e del proprio ingegno. Presso la Villa Bonviglio per le associazioni senza scopo di lucro, a Porta di Ponte banchi di vendita di prodotti artigianali, alimentari, non alimentari e del proprio ingegno, in piazzale Ugo La Malfa quelli del commercio, dell'artigianato, dei beni durevoli e degli alimentari, in piazza Marconi dedicato alle associazioni. Le domande di partecipazione potranno essere presentate in carta da bollo e dovranno pervenire entro il prossimo 2024 a mezzo PEC al comune di Agrigento, allegando la licenza itinerante, la visura camerale aggiornata non antecedente a mesi 6 e la dichiarazione dei requisiti morali. Preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, le ditte interessate assegnatarie dovranno effettuare i pagamenti del canone unico patrimoniale, la Tari e i diritti di segreteria. A comunicarlo è il dirigente del settore quinto, l'ingegnere Alberto Avenia.